amici appassionati, ennesimo appuntamento con le telecamere della Wii Sport SD dal campo di Santa Marina in Milazzo, pronte a raccontarvi la terza giornata del campionato dei giovanissimi regionali siciliano. Per il girone C ad affrontarsi sono la Folgore Milazzo e il Città di Messina, padroni di casa che hanno osservato già il turno di riposo nella precedente uscita e hanno raccolto 3 punti fondamentali all'esordio stagionale casalingo contro la Freetime. Ospiti del Città di Messina invece, che sono reduci dalla sconfitta casalinga subita ai danni della Ionia Calcio Riposto, dopo aver anch'essi accumulato un ottimo punto in casa della Ionia Calcio nella prima uscita stagionale. Andiamo invece a raccontarvi degli 11 scesi in campo e scelti dai due mister, rispettivamente mister Cosimini per la Folgore Milazzo e mister Fiumara per il Città di Messina. Scende in campo per la Folgore il numero 1 Maisano, 2 Germanà, 3 De Mariano, 4 Guerrera, 5 Herrera, 6 Foti, 7 Maisano, 8 Currò, 9 Scolaro, 10 Corso, 11 Pagano. Risponde dall'altro lato mister Fiumara con un 4-3-3 che vede Gaetano Frisoni tra i pali, linea 4 formata da Maiorana, Pellizzeri, Panetta e Spadaro, a centrocampo Gemellaro, Maceli e Gugliandolo, dietro le tre punte Auiera, Fiumara e Scarfì. Possiamo già passare a raccontarvi quanto accaduto nel rettangolo di gioco. Si apre con un'occasione per i padroni di casa, sul quale riesce a smanacciare bene Gaetano Frisone. Hanno preso però la partita con un piglio giusto i ragazzi della Folgore Milazzo, che qui hanno un'altra occasione, questa volta da calcio piazzato. È debole, è impreciso il mancino però del giovane Currò. Ancora Folgore Milazzo sugli sviluppi di una rimessa laterale, prova a mettere pressione alla retroguardia del Città di Messina, che qui riesce comunque ad alleggerire con Frisone. Ha però un'occasione intorno al 15esimo la formazione giallorossa con questo destro di Maceli deviato in corner, che provava a sfruttare un alleggerimento errato della difesa locale. Dall'altro lato è Frisone invece a sbagliare il rinvio, regala il pallone a un avversario che da distanza siderale però colpisce il palo, e Grazia, l'estremo difensore del Città di Messina, era stato con il numero 11 Pagano a provare il tentativo col mancino. Dall'altro lato ci prova ugualmente alla distanza il Città di Messina, non trovando fortuna con questo destro centrale. Qui però la spizzata vincente è quella di Auiera, che libera Fiumara al tiro, è freddissimo a tu per tu con Maisano e firma il gol del vantaggio del Città di Messina con il numero 9 Ivan Fiumara, classe 2003. Porta in vantaggio i suoi dopo appena 18 minuti di gioco. Esplode la festa in casa giallorossa. Ospiti avanti, Folgore però non tarda a rispondere, ha subito un'occasione dall'altro lato col proprio numero 10 Samuel Corso, riesce ancora una volta però a smanacciare in corner Gaetano Frisone. Dall'altro lato è Gugliandolo sugli sviluppi di questo calcio piazzato a mettere la palla dentro, non trova nessuno, torna lui sul pallone in una seconda battuta, è però sballato il suo mancino e finisce abbondantemente largo alla destra della porta difesa da Maisano. Sarà questa l'ultima emozione della prima frazione di gioco. Infatti il direttore di gara Caruso manda le squadre a riposo sul risultato di 1-0 e la marcatura di Ivan Fiumara in questo momento a decidere la gara. La sbloccata dopo 18 minuti il numero 9 del Città di Messina, quando le squadre però tornano ben presto in campo, e noi possiamo passare con l'ausilio delle nostre immagini a raccontarvi quanto accaduto nella ripresa. Subito con la Folgore Milazzo che ha un'ottima occasione, ancora col proprio numero 10 Corso, che però non si riesce a coordinare al meglio. Dopo 4 minuti di gioco però l'occasione più ghiotta capita sui piedi di Herrera. Calcio di punizione al limite dell'area, va col destro sulla barriera, non vi può arrivare Frisone, e allora firma al 39esimo il gol del pari per la Folgore Milazzo. Esplode la gioia in casa giallo-blu. Perfetta la pennellata col quale supera la barriera e gonfia la rete il numero 5 dei padroni di casa. Tutto da rifare per il Città di Messina, che dall'altro lato prova a rispondere anch'essa con un calcio piazzato, ma la mira di Gugliandolo è rivedibile e non riesce a creare grossi grattacapi a Maisano. Arrivano intanto i primi due cambi in casa giallorossa con Auiera che fa spazio a Galletta e Gemellaro a Fasciana. Quando creeranno un'occasione i ragazzi mister Fiumara con Gugliandolo che mette dentro palla che pericolosamente balla al limite dell'area di rigore. Sul pallone il più lesto è Scarfì, che viene però contrato da un difensore avversario. Dall'altro lato però è strabiliante il salvataggio sulla linea di Capitan Panetta, che prova a dare la carica ai suoi. Risultati
un poco spenti in questo avvio di ripresa. Si mette infatti in salita la strada per il Città di Messina, complice questo calcio di rigore decretato dal direttore di gara, non c'erano grossi dubbi, era posizionato ottimamente il signor Caruso. Va alla battuta, corso però para Frisone, tutto da rifare per la Folgore. Il risultato resta per 1-1 quando prova a fare anche il furbetto un giocatore dei padroni di casa, che andrà anticipatamente sotto la doccia, gli sventola in faccia il cartellino rosso del signor Caruso. Dall'altro lato mister Fiumara fa riposare proprio Fiumara, al suo posto entra Thomas Fasciana col numero 18 ed è proprio lo stesso Fasciana a provare a concludere, servito dal fratello, ma è centrale il suo destro. A un minuto dal termine però l'occasione che può valere i 3 punti, palla in verticale per Corso che questa volta non può sbagliare e regala il gol del vantaggio alla Folgore Milazzo. Esplode lo stadio Santa Marina di Milazzo per questo insperato vantaggio dei padroni di casa. A un minuto dal termine Samuel Corso va via in verticale, si ripeterà da lì a poco, infatti concede il bis, batte Fiumara e chiude definitivamente i giochi. E game over al campo Santa Maria di Milazzo. Folgore 3, Città di Messina 1. È stato Corso negli ultimi 2 minuti di gara a spaccare letteralmente la partita. Qui mette a sedere un diretto avversario e poi batte per la terza volta Frisone, la seconda personale per lui. Sarà questo l'ultimo sussulto della gara. Cala il sipario al campo Santa Maria di Milazzo. Folgore 3, Città di Messina 1. I 3 punti vanno ai gialloblu di mister Cosimini. Tanta amarezza per i ragazzi di mister Fiumara che erano riusciti a trovare il vantaggio, subendo però poi la rimonta dei locali. E allora anche per quest'oggi a Claudio Costanzo è tutto. Vi ringraziamo e alla prossima.